Verso le 11:30 circa del 9 ottobre squilla il telefono di casa di mio padre. Sono il comandante della stazione dei carabinieri di Longarone. Signor Monti, devo dirle che purtroppo la frana del Vajont è caduta. Longarone è stata invasa dall'ondata e qui è un finimondo tra morti e il paese distrutto. L'aspettativa di tutti i presenti nel cantiere, anche i più informati della situazione generale, era quella di poter avere l'occasione di poter essere lì quando finalmente, si fa per dire, questa massa si fosse staccata intera o a pezzi per avere l'esperienza visiva di vedere questa ondata di 20-30 metri che saliva sopra le quote del lago e quindi i dipendenti della SADE, Enel, i dipendenti della Consonda si saranno preoccupati di essere a quota 700 metri e 30 almeno, o probabilmente anche 800, per essere lì in sicurezza a vedere quello che stava succedendo. Quando abbiamo avuto notizia che era successo la caduta della frana, il nostro convincimento era che i nostri certamente si sarebbero salvati. Attrezziamo la macchina con elmetti e quant'altro, corde, stivali, e partiamo per Longarone. Nei prossimità di Davestra si era verificato già un addensamento di macchine e di mezzi e quindi lasciamo la macchina a Davestra e ci incamminiamo a piedi verso Longarone. Troviamo per caso 2 o 3 nostri dipendenti che non erano alloggiati in cantiere al Vajont, ma nel cantiere collegato della Gardona fuori dal pericolo Vajont, e proseguiamo con loro. Arrivati a Castellavazzo, proseguiamo quindi a scendere verso la piana del Piave e ci troviamo in mezzo a questo cimitero vivente dove c'erano persone che si muovevano nella confusione totale e nella disperazione comunque generale, pattuglie di ogni tipo di aeroforze dell'ordine in uno spettacolo lunare senza che si potesse capire nulla, tra rovine, ruderi di ogni genere, salme, corpi umani e pezzi di corpi umani. Noi non potevamo fare nulla e quindi il nostro obiettivo era di salire su in cantiere.
siamo riusciti a attraversare il Piave e incominciare a salire da Codissago verso le gallerie che precedevano la diga. Le gallerie a un certo punto però erano riempite in parte di materiale che l'ondata aveva portato e non è stato possibile proseguire e ci incamminiamo sul Troi di Sant'Antone, che è un percorso di montagna. Si trattava comunque di salire dalla quota di Longarone fin su a Casso e quindi intorno ai 500-600 metri di quota. La nostra forza per superare la fatica era limitata dalla certezza di essere utili per i nostri dipendenti che sicuramente avevano bisogno di qualche tipo di aiuto. E incominciavo a pensare dei miei operai o nostri operai, come saranno, cosa faranno. Quando ansimanti arriviamo a Casso, praticamente alle prime barlumi di luce, la situazione che si è presentata, massi ciclopici piantati nei terreni, tetti distrutti, case danneggiate, ci hanno fatto cadere psicologicamente in una constatazione che non avremmo mai pensato. Se questo era il danno creato a 300 metri di quota sopra la diga, cosa poteva essere mai accaduto invece ai nostri dipendenti e agli altri che avevano rispettato il franco dei 730 metri di quota? La diga emergeva dal panorama e interrompeva la valle del Piave con la sua altezza. Aveva resistito integralmente a un fenomeno naturale di dimensioni incredibili. A monte di questo, un deserto. Tutto era stato spianato, tutto era stato ridimensionato. Il Monte Toco non era più lassù, ma era qua giù, perché è sceso di 1500 metri di distanza e si era assentato qua giù. Come si poteva pensare di non andare formalmente a visitare questi sicuramente morti? Abbiamo ritenuto doveroso, il minimo che si poteva fare, di scendere giù. Nel camminare con difficoltà attraverso queste macerie, questi residui umani e residui industriali, tra le tante persone che cercavano mi si avvicina una signora anziana e mi chiama per nome: Pier Giorgio e Gianni? Era la Teresina, vedova inconsapevole del nostro dipendente Gianni. C'è da dire
che in quella settimana era a casa per malattia. Alle 4 di mattina la moglie sente che mette in moto il suo galletto Uzzi e lo chiama e dice: ma Gianni, cosa fai? Sei febbricitante. Ah, non c'è niente da fare. L'impegno che ho in cantiere oggi non mi permette di stare qua perché ho la febbre. E è partito alle 5, sarà arrivato al Vaillant alle 7, è stato travolto come gli altri alle 23.